essere. Paradosso Mose, completato per oltre il 90%, rischia di diventare un'incompiuta se lo Stato non metterà a disposizione ulteriori fondi. Le imprese non sono pagate da tempo e presentano rischi di fallimento. Tragedia a Viganovo, ottantenne travolto e ucciso da un'auto mentre camminava sulla strada. A investirlo un 26enne che stava andando al lavoro, nulla da fare per l'anziano. Al via da oggi 29 giorni di mobilitazione già in calendario da qui a maggio che coinvolgeranno 3.500 medici di base e 900 pediatri in Veneto. Prima azione la cessazione dell'invio telematico delle ricette. La sorpresa autunnale di Ryanair con la cancellazione di oltre 2.000 voli colpisce anche gli scali di Treviso e Verona, ma qui le perdite saranno più contenute rispetto ad altri scali. L'ex parroco di Ponzano Veneto nel Trevigiano truffato da una coppia di giostrai che credeva bisognosi, esorbitante la cifra corrisposta, quasi €1 milione in 5 anni. Una classe prima composta solo da bambini figli di immigrati, accade in una scuola elementare all'Arcella di Padova. Parte il 26 settembre da Venezia la crociera del desiderio dedicata agli scambisti e non solo, posto per 690 persone, cifra da capogiro fino a €11.000. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che torna a occuparsi del Mose, non stavolta l'inchiesta, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con la chiusura almeno di una prima fetta importante, la sentenza di primo grado del processo Mose per quelli che erano gli 8 imputati eccellenti. Parliamo però dei lavori in questo caso, perché c'è il paradosso che è sempre più vicino, il paradosso di un Mose che seppur completato per oltre il 90% ha bisogno di ulteriori fondi, altrimenti l'orizzonte è quello di una paradossale incompiuta. Lavori del Mose fermi per mancanza di finanziamenti. È il paradosso di una delle opere pubbliche più costose della storia italiana. Completato per oltre il 90%, rischia di diventare un'incompiuta se lo Stato non metterà a disposizione ulteriori fondi. Il cammino dell'opera ha subito un inevitabile rallentamento con l'inchiesta appena conclusa sull'operato del Consorzio Venezia Nuova di Giovanni Mazzacurati. I commissari governativi hanno messo a posto i conti lievitati dal sistema di corruzione portato alla luce dalla Procura veneziana. Ma ora i soldi sono finiti. Le imprese non sono pagate da tempo e paventano rischi di fallimento. Nelle scorse ore il problema è stato discusso in una riunione a Roma tra il provveditore alle opere pubbliche per il Triveneto, Roberto Linetti, il Ministero delle Infrastrutture e l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra le soluzioni ipotizzate, quella di una norma da inserire nella legge di stabilità che consenta al Consorzio di anticipare i pagamenti alle imprese in attesa dei nuovi finanziamenti. Sulla confusione dei conti pesano anche gli strascichi del processo, con diverse questioni finanziarie ancora in attesa di giudizio. Dal Mose a un fatto di cronaca, un ennesimo purtroppo incidente stradale accaduto questa mattina alle 6:30 a Viganovo, dove un anziano di 80 anni del posto è stato travolto mentre si trovava vicino al ponte sul Brenta in via Veneto. A investirlo un automobilista di 26 anni che a quanto pare stava andando al lavoro e che non si sarebbe accorto del pedone. L'anziano ha perso la vita purtroppo a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto l'intervento ovviamente dei sanitari del 118, mentre i carabinieri sono occupati dei rilievi del caso. Non è escluso che l'asfalto umido possa aver contribuito a questo sinistro, come dicevamo l'intervento del SUE, ma purtroppo le ferite per l'80enne erano troppo gravi. Adesso invece parliamo del sciopero dei medici di base, ma anche dei pediatri, che scatta di fatto da oggi. Ci sono 29 giorni di mobilitazione calendarizzati da qui a maggio in tutto il Veneto. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori su questa mobilitazione. Ilaria. Buongiorno da Venezia, inizia proprio oggi la protesta dei medici di medicina generale ma anche dei pediatri. 29 giorni di mobilitazione da qui a maggio che coinvolgeranno 3.500 medici di base e 900 pediatri del Veneto. Il 19 settembre, dunque oggi, c'è la cessazione dell'invio telematico delle ricette da parte dei medici che aderiscono allo stato d'agitazione dell'intesa sindacale. Dunque i pazienti che si recheranno nell'ambulatorio del proprio medico di famiglia non avranno disguidi, perché riceveranno sì queste ricette cartacee,
Poi però non saranno inoltrate per via informatica alle aziende sanitarie. Lo stesso si ripeterà nelle giornate del 20, 26 e 27 settembre e poi in quelle del 10 e 12 ottobre. Sarà invece più pesante l'azione a partire dall'8-9 novembre, quando i medici di base e i pediatri in agitazione non apriranno direttamente gli ambulatori. Situazione che si replicherà nelle giornate del 13-14 dicembre, 16-18 gennaio, 13-15 febbraio e poi 13-16 marzo e ancora 10-13 aprile e infine 15-18 maggio, come vedete tutte organizzate e prestabilite. Ovviamente saranno garantite come previsto per legge le prestazioni indispensabili di assistenza primaria. Questa azione pesante che accoglie trasversalmente le 4 sigle sindacali che contestano alla Giunta Zaia la disapplicazione del piano sanitario regionale, quindi porta al blocco delle medicine di gruppo integrate e il mancato sviluppo degli ospedali di comunità che dal territorio sono passati alla gestione ospedaliera. Accusano infatti la Regione di aver abbandonato la politica sanitaria del territorio, ma anche di aver stoppato i processi di informatizzazione. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Da Venezia ci spostiamo a Padova, parliamo sempre di sanità, ma parliamo del focolaio di aviaria nel Padovano che ha spinto Hong Kong a bloccare le importazioni di polli e di uova. La Regione Veneto ribadisce però non c'è alcuna epidemia tra i polli. L'aggiornamento in diretta con la nostra Valentina Visentin da Padova. Sì, buongiorno da Padova per aggiornarvi sulla situazione aviaria dopo la notizia di ieri che l'autorità sulla sicurezza alimentare di Hong Kong aveva annunciato appunto che l'importazione di pollame e uova dalla provincia di Padova era stata bloccata a seguito di un focolaio. Il focolaio di aviaria infatti era stato registrato la settimana scorsa in un allevamento di oche nella bassa padovana, Sant'Urbano. Immediata, come si apprende da fonti regionali, era scattata la procedura prevista in questi casi con una specifica ordinanza firmata proprio dal governatore del Veneto Luca Zaia e con il conseguente abbattimento degli animali, circa 11.000 capi. La notifica della scoperta e dell'ordinanza regionale è stata poi inserita come da prassi in un circuito internazionale a disposizione di tutti i paesi interessati. Da qui appunto la decisione di Hong Kong di bloccare le importazioni di pollame e uova dalla nostra provincia. Il focolaio era appunto stato individuato e ristretto all'allevamento di Sant'Urbano. Coldiretti ricorda nel frattempo che non c'è alcun rischio per la salute umana né per il consumo di carne avicola, anche se l'associazione degli agricoltori esprime preoccupazioni per le ricadute sulle aziende, come era già accaduto nel Padovano 8 mesi fa, e chiede, sempre Coldiretti, che le istituzioni si attivino i fondi necessari a fronteggiare questa situazione che rischia di mettere in ginocchio un intero settore. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Valentina Visentin. Parliamo adesso di Ryanair con la cancellazione di oltre 2000 voli che ha portato ovviamente a fatto scoppiare un vero e proprio caso con migliaia di passeggeri in tutto il mondo che hanno già comprato il biglietto e ora non sanno che cosa fare. E vediamo il focus in Veneto. In Veneto gli scali serviti dalla compagnia irlandese sono Treviso e Venezia. Allora vediamo quanti e quali sono i voli cancellati da qui al 31 ottobre. La sorpresa autunnale di Ryanair, con la cancellazione di oltre 2000 dei suoi voli, colpisce anche gli scali veneti di Treviso e Verona, ma qui le perdite, per così dire, sono contenute, almeno se confrontate con gli altri aeroporti serviti dalla compagnia irlandese. Da oggi fino al 31 ottobre sono in tutto 20 i voli cancellati nella nostra regione. In particolare al Canova di Treviso sono annullati i 2 voli giornalieri, una partenza e un arrivo, da e per Barcellona di mercoledì 20 settembre. Saltato il volo del mattino per Londra di giovedì 21 e quello per Bruxelles di venerdì 22, compresi i rispettivi arrivi. E proprio Bruxelles è il collegamento più coinvolto. Dal 28 settembre fino a fine ottobre cancellati infatti tutti i voli del giovedì con partenza e arrivo a Treviso, per un totale di 10. Solo 4 invece i voli cancellati con partenza e arrivo all'aeroporto Catullo di Verona, dove saltano il collegamento con Berlino e quello con Madrid, entrambi per domenica 24 settembre. Secondo una stima non ufficiale, i passeggeri coinvolti, quelli cioè che hanno già acquistato il biglietto di questi voli da e per il Veneto, sarebbero in tutto oltre 3.500. Ad essi l'avviso arriverà o è già arrivato direttamente dalla compagnia
e potranno scegliere di cambiare volo gratuitamente oppure di richiedere un rimborso. Associazioni dei consumatori sul piede di guerra proprio sulla questione rimborsi che, avvertono, dovranno essere completi e comprensivi delle spese aeroportuali. Un cambio di programma che, per quanto riguarda Treviso, si sovrappone parzialmente con la chiusura per lavori dell'aeroporto, dal 4 al 18 ottobre. In questo periodo i voli saranno spostati a Venezia, tranne ovviamente quelli cancellati. Restiamo a Treviso, cronaca giudiziaria, il caso dell'ex parroco di Ponzano Veneto truffato da una coppia di giostrai. Ce ne siamo già occupati, ma solo ora emerge l'incredibile ammontare della cifra corrisposta dal sacerdote in 5 anni. Quasi 1 milione di euro è l'impressionante cifra che i 2 giostrai di Vascona, processo per circonvenzione di incapace, sono riusciti, secondo l'accusa, a farsi consegnare tra il 2009 e il 2014 dall'ex parroco di Ponzano Veneto, Don Angelo Trevisan, oggi 95enne. Quando il caso scoppiò, in seguito alle segnalazioni di amici e conoscenti del sacerdote, si era ipotizzata una cifra di appena 1/3 rispetto a quella emersa ieri nel corso dell'udienza a carico di Diana Caldaras, 30 anni, e del compagno Manolito Salvi, 37 anni. 930.000 euro, secondo la ricostruzione delle numerose richieste della donna al sacerdote e dei successivi pagamenti, finché la vicenda non è venuta a galla dopo ben 5 anni in cui il religioso parroco storico di Ponzano aveva assecondato i presunti bisogni della donna. Inizialmente piccoli importi, quello che poteva servire per fare la spesa al supermercato, poi cifre più importanti con la promessa di restituire il denaro quando la donna avesse incassato i soldi del risarcimento di un grave incidente stradale di cui diceva essere rimasta vittima. Nel frattempo sosteneva di dover pagare cure mediche, spese legali e mantenere i 2 figli. Pensavo di fare del bene, ha detto ieri Don Angelo nel corso della sua deposizione. Sempre dal Trevigiano con la cronaca e l'incidente sul lavoro con protagonista un operaio di San Polo di Piave sopravvissuto nonostante una scarica da 20.000 volt. 23enne di San Polo di Piave può ritenersi letteralmente miracolato dopo essere sopravvissuto a una scarica da 20.000 volt che lo ha folgorato ma non ucciso mentre si trovava al lavoro in vetreria. A salvarlo la prontezza dei riflessi di chi ha utilizzato il defibrillatore praticandogli le manovre di primo soccorso. Il ragazzo, ritrasportato all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita. Il fatto ieri mattina a Villotta nel Pordenonese verso le 11, quando nell'azionare il braccio meccanico non deve essersi accorto della presenza dei cavi dell'alta tensione. È stato sufficiente un lieve contatto per generare una potente scarica elettrica che ha provocato lo scoppio di un pneumatico del muletto con il 23enne investito in pieno dal cavo e dalla scossa. Il ragazzo ha perso conoscenza e non dava segni di vita. Le urla disperate dei colleghi hanno richiamato l'attenzione di alcuni dipendenti della vetreria che, capendo la situazione, si sono precipitati in suo soccorso con il defibrillatore. Oggi il 23enne è ancora sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. Grave ma vivo dunque, miracolato questo operaio, miracolata anche la donna. Ci spostiamo di provincia che ieri sera a Cittadella è finita con l'auto in un canale e ha trovato 2 eroici giovani che non hanno esitato a tuffarsi per salvarla. Precipita con l'auto nel canale che costeggia le mura di Cittadella. Paura per una 61enne di Galliera Veneta che ieri pomeriggio è stata salvata da 2 uomini che non hanno esitato ad andare in suo soccorso. I 2 erano appena usciti dalle poste quando hanno visto la scena, si sono tuffati in acqua e hanno raggiunto l'auto, poi hanno aiutato la signora ad uscire dal finestrino nonostante fosse quasi paralizzata dalla paura. Molti testimoni che hanno assistito al salvataggio, che si è svolto in pochi minuti, i 2 trentenni avevano capito che la situazione era difficile e così hanno agito con rapidità. La 61enne è stata poi trasferita al vicino ospedale di Cittadella. Per lei e i suoi 2 soccorritori i medici hanno prescritto una profilassi di 3 giorni visto che sono venuti in contatto con l'acqua del fossato. Illeso anche l'autista di un furgone finito fuori strada la scorsa notte in località Capasqua a Chioggia. Dopo la perdita del controllo, i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo che era in bilico, come vediamo in queste immagini, tra l'Argine e il fiume Bacchiglione, per poi procedere al recupero con l'autogru fatta arrivare da Mestre. Le operazioni di soccorso sono durate un paio di ore sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per i rilievi.
Adesso a Vicenza invece, dove improvvisamente si stacca una parte del soffitto dell'ufficio anagrafe del comune. Fortunatamente anche qui non ci sono feriti, certamente però tanta paura. Ci colleghiamo allora in diretta con la nostra Vanessa Baldato che ci racconta questa vicenda. Vanessa. Sì, una buona giornata per la redazione di Vicenza. Se la sono vista brutta i dipendenti dell'ufficio annotazioni del comune di Vicenza, dove vengono trascritti gli atti come nascite e divorzi, per capirci. Accanto all'anagrafe in piazza Biade, pezzi di intonaco e laterizio si sono staccati dal soffitto e sono piombati su una scrivania. Fortunatamente nessuno si trovava sotto. Il tonfo è stato udito da alcuni impiegati comunali che hanno raggiunto la stanza e hanno visto quello che era accaduto. Hanno immediatamente avvisato l'azienda di manutenzione del comune, che ha fatto un primo controllo. Anche oggi l'ufficio al primo piano dell'edificio è tenuto chiuso per tutte le verifiche del caso. Soprattutto devono capire se ci siano pericoli statici per la struttura. Resterà chiuso fino al termine di tutti gli accertamenti e fino a che non verrà sistemato il soffitto. L'area intanto è stata messa in sicurezza. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Baldato. Le immagini, il video che abbiamo visto all'interno erano tratte dal sito de Il Giornale di Vicenza. Adesso a Padova e parliamo di scuola, la scuola che è iniziata da una settimana, e c'è un caso singolare ma non ormai infrequente. All'Arcella a Padova, una scuola elementare con una classe prima con soltanto bimbi figli di immigrati. Se non è un record, poco ci manca. La prima elementare della scuola Antonio Rosmini nel quartiere Arcella di Padova, i 24 alunni presenti sono tutti figli di immigrati, tra loro bambini nigeriani, pakistani, moldavi, romeni, cinesi, nessun italiano però. Una situazione mai successa alle elementari, finora era accaduta solo nelle materne, sempre all'Arcella. Questa situazione ha creato non poche polemiche nel quartiere, a partire dai genitori dei piccoli stranieri che chiedono più integrazione per i loro figli, che necessitano anche di rapportarsi con i compagni italiani. La preside, che da 2 settimane ha preso la guida della scuola, non si è detta preoccupata. Sono praticamente nati tutti in Italia. Vorrà dire che faremo di più per l'integrazione, ha detto la dirigente scolastica. Sembra comunque che la situazione anomala sia dovuta al rifiuto di molti genitori padovani a iscrivere i figli nell'istituto, che avrebbe troppi stranieri. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ancora servizi. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo parlando di 20 e 10, perché ieri sera, come sapete, era ospite di 20 e 10 Giovanni Manildo, il sindaco di Treviso. A tutto campo, numerose le tematiche toccate sul candidato futuro avversario del centrodestra, sui nomi dell'avversario di centrodestra a Treviso. Dice: non mi sono ancora affezionato a nessuno. Di Silvano Piazza, che potrebbe essere un ipotetico vice in futuro, svela: non abbiamo mai parlato di questo. Quindi la replica a Giancarlo Gentilini, che lo ha attaccato ieri per l'assenza di rappresentanti di Casugana alla dunata triveneta degli Alpini. Infine il referendum sull'autonomia, che Manildo giudica come un urlo. Sentiamolo allora. Io sarei appassionato del fatto che chi ha proposto il referendum ci dicesse, oltre all'obiettivo che vuole raggiungere, come raggiungerlo, quindi di che temi parlare, in che modo declinare questa autonomia. Il sì al referendum è assolutamente certo, cioè penso che tutti quanti dicano. Però poi non è un appiattimento sulle tesi della Lega, cioè rischia di non è un appiattimento su nessuna tesi, cioè è un puro urlo. Cioè io penso che in questo momento il quesito fatto così sia un urlo privo di, cioè non sentiamo distintamente le parole. Abbiamo tutti voglia di questo urlo autonomista, benissimo, perfetto, cerchiamo di capire qual è. Non penso che si possa vestire questo urlo dicendo diventeremo come Trento e Bolzano, come le regioni a statuto speciale, perché non è questo al momento il quadro normativo. Mi piacerebbe che chi l'ha proposto e che sicuramente vorrà dare un significato maggiore rispetto al puro urlo incominci anche a declinare le varie forme di autonomia. Parto proprio da Dio, Patria e Famiglia. Mi dispiace le parole che ha usato Giancarlo, penso che gli ideali vadano vissuti. Io sono mancato ieri alla dunata perché era il compleanno di mio figlio. Avevo avvisato le persone con le quali avevo avuto colloqui telefonici, quindi la mia assenza
era giustificata dal fatto che il 17 settembre è il compleanno di mio figlio Antonio e proprio perché la famiglia va vissuta e non esibita ero a casa con loro. Mi dispiace che Giancarlo abbia detto che non mi ha visto ad altre adunate, perché non è assolutamente vero. Purtroppo a Chiampo una incomprensione con chi sarebbe dovuto andare al mio posto, avvisato probabilmente all'ultimo momento, sì, poco importa, perché purtroppo c'è stata questa incomprensione, diciamo che c'è stata un'incomprensione della cosa, quindi ovviamente mi assumo io, perché ovviamente ci sono gli oneri e gli onori, quindi la responsabilità è assolutamente mia, però diciamo che la prima parte del discorso di Giancarlo non corrisponde assolutamente al vero, perché diciamo che non ho fatto soltanto l'adunata di Treviso. E a proposito di Giancarlo Gentilini che commenta anche Pontida, la Pontida di domenica, con Salvini ormai in pectore, premier diciamo in pectore, candidato per il Carroccio, e poi soprattutto alla fine dell'era Bossi, un Umberto Bossi che esce di scena. Sentiamo le sue parole. È finita una Lega. Vedi, il mio pensiero è stato quello che quando Bossi si è ammalato doveva uscire e essere nominato presidente onorario. Inizia così l'analisi politica della svolta leghista di domenica, quando per la prima volta a Pontida Umberto Bossi non si è espresso dal palco, commentando che per lui è un segnale che forse se ne deve andare dalla Lega. Un fatto che secondo Gentilini è destinato a lasciare il segno. Io sono convinto che questa situazione porta a un grande disfacimento degli ideali della Lega, perché la Lega litigiosa come adesso io non l'ho mai vista. Io sono un leghista del 1994 in cui la Lega era un movimento rivoluzionario e vicino al popolo. Adesso non lo vedo più. Quasi un distinguo rispetto alla linea Salvini, al quale lo sceriffo di Treviso suggerisce. Io dico a Salvini che se vuole vincere deve mettersi d'accordo con Forza Italia e con il centro-destra e deve anche dire che di candidare qualcun altro, perché forse mettersi in prima linea porta uno svantaggio alla Lega. Un'aggregazione politica che per Gentilini deve funzionare anche per Treviso, con l'ennesima bacchettata per i leghisti della città. E scendere in mezzo al popolo. Adesso vedo che tanti esponenti sono troppo seduti e hanno i sederi quadrati, quello che io non ho mai voluto. Volevo sederi rotondi in mezzo al popolo. Un'esima bacchettata dunque di Gentilini al Carroccio trevigiano. Adesso a Padova, dove sono stati accesi i nuovi 11 T-Red e il bilancio delle prime 12 ore parla di una multa ogni ora. 15 multe in 12 ore, poco più di una sanzione ogni 60 minuti. Questo è il primo dato della prima giornata di accensione di T-Red. Il comando della Polizia Locale di Padova ha reso noto un bilancio delle infrazioni rilevate nelle prime 12 ore di attivazione degli 11 dispositivi installati in altrettanti incroci della città e attivati lunedì 18 settembre. Per la grandissima parte sono multe relative al transito con il semaforo rosso. C'è da rilevare che questa infrazione è molto grave e avviene frequentemente nelle ore notturne, quando gli automobilisti hanno la percezione sbagliata che per le strade non ci sia nessuno e per questo sia meno rischioso, scrive il comando della Polizia Locale, che ora verificherà tutte le sanzioni della prima giornata e poi invierà le multe a casa dei trasgressori. A Mestre ora con le nostre telecamere che entrano nella cosiddetta Casa degli Orrori in Via della Giustizia a Mestre, il simbolo del degrado. Residenti arrabbiati e spaventati in marcia lungo via Giustizia a Mestre, nei pressi della stazione, davanti all'ex segheria denominata la Casa degli Orrori, e non c'è da chiedersi il perché. Questa è la Casa degli Orrori. Qui dietro abbiamo degli immobili abbandonati che grazie all'indifferenza dei proprietari sono covo per spacciatori e gente del malaffare, luogo dove drogarsi, luogo dove acquistare la droga, luogo dove avere rapporti con prostitute, luogo dove si possono subire anche violenze. Tutti sanno che c'è, che esiste questo problema, però nessuno ad oggi, mi riferisco alle istituzioni, ha trovato rimedio.
All'interno di questa proprietà c'è di tutto: siringhe, biciclette, letti, materassi luridi, un odore fetido e sporcizia ovunque. Il degrado più totale, e l'accesso è semplice perché tutto è aperto. C'è chi si droga in pieno giorno e alla vista di Corò lo minaccia di tagliargli la gola. Quello che vogliamo è che tutto questo schifo che ho alle mie spalle venga chiuso, venga portato via, venga in qualche maniera cancellato da questa realtà e far sì che tutto quello che c'è qui dentro non venga più fuori, quindi lo spaccio nelle strade, lo spaccio sotto casa, vedere assembramenti di persone che non hanno nessun senso di stare sotto le nostre case e spacciare tutte le sacrosante ore del giorno, quindi H24 spaccio contro H24 vigilanza. Anche perché questo non è certo l'unico luogo in cui la criminalità mestrina trova rifugio. Noi simbolicamente l'abbiamo fatta qua la manifestazione perché diciamo è il luogo più significativo, ma ce ne sono altri. Ne abbiamo due a Marghera, un altro vicino a Via Dante, diciamo che nel territorio ce ne sono. Noi ci stiamo battendo per tutti questi e per questi stiamo chiedendo che l'amministrazione comunale proceda in modo proprio, come prevede la legge. E poi c'è un'altra faccia invece che parla di sesso, di lusso e turismo, un binomio sesso-turismo che attira sempre di più nel mercato, a quanto pare, lo sa bene l'ideatore messicano delle crociere per scambisti, ed una partirà tra pochi giorni proprio da Venezia. Parte il 26 settembre da Venezia la crociera del desiderio, alla faccia di chi pensa che questa tipologia di viaggio sia monotona e noiosa. Desire Cruise, una crociera hot dedicata a tutti coloro che vogliono dare un tocco piccante al loro soggiorno. Ci saranno bollenti notti a tema, sale giochi private, spazi comuni per scambi di coppia. I passeggeri però si dovranno attenere ad un preciso regolamento e, come si legge dal sito della compagnia, tra i divieti ad esempio c'è anche quello di non tentare di abbordare i membri del personale che risultano essere off limits. Per scoprire di che cosa si tratta, se su Generis Eyed Wide Shut o diversamente, bisognerà provarla. L'idea nasce da una società messicana specializzata in intrattenimento per adulti e, facendo leva sul binomio turismo-sesso, invita i viaggiatori più focosi tra villaggi e navi a darsi alla pazza gioia. I viaggiatori saranno accolti a bordo del transatlantico in grado di ospitare 690 persone per accompagnarli a navigare attraverso l'Adriatico, raggiungendo come prima tappa Ravenna, attraccando a Porto Corsini, Dubrovnik, Zara, Koper, per poi rientrare a Venezia il 3 ottobre. Per una vacanza di 8 giorni nella cabina Club Interior si arrivano a spendere $3.183. Per la Club Ocean View con vista sull'Adriatico invece il costo è di $4.000, mentre se proprio si vuole strafare c'è addirittura la Suite Club World per $11.000 che permette di vivere una navigazione più che lussuosa, il tutto ovviamente con condimento al peperoncino. Siamo in chiusura, io vi ricordo la possibilità di segnalarci disagi, problemi della vostra via, del vostro quartiere, del vostro paese. Lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it, per scrivere una mail che sintetizzi il problema, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio alla segreteria, oppure 351 175 5340 per SMS o WhatsApp. Questa sera 20:10 si parla di politica regionale, perché c'è la grande polemica sul voto di fiducia che è passato ieri in Consiglio regionale, ci sono le opposizioni sulle barricate che attaccano la maggioranza dicendo che si tratta di un golpe. Allora il titolo di stasera è Sulla fiducia, ospiti di Ferdinando Varino, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, e Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Fra pochissimo invece, a ore 13, si parla di salute, si parla di sorrisi, non costa nulla e vale molto, e allora l'ospite è il dottor Paolo Campion, dentista, e quindi potete chiamare anche per avere per tutte le vostre curiosità, le vostre domande da fare a un professionista del settore. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Si prevede purtroppo qualche pioggia nella giornata di martedì 19 settembre sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto tempo piuttosto instabile, con rovesci diffusi e anche con locali nevicate fino a 1500 metri. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno previste sui 12-17 gradi, minime tra 9 e 14 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui nubi un po' ovunque con rovesci diffusi e locali temporali, questi soprattutto sulle pianure sudorientali, e locali nevicate fino a 1600-1700 metri. Le temperature massime sono previste intorno ai 14-17 gradi, minime tra 10 e 12 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, nubi diffuse con rovesci sparsi più intensi sulle Alpi di confine e sui settori a est, fenomeni più deboli e irregolari altrove. Le temperature massime sono previste sui 14-15 gradi, minime sugli 11-12 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti forti da nord-ovest, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.